benvenuti, oggi è venerdì 1 marzo 2024. Il sole sorge alle 6.32 e tramonta alle 17.53. La luna sorge alle 23.44 e cala alle 9.06. Oggi si celebra Sant'Albino. Il nome Albino deriva da un soprannome latino, albinus, che indicava una particolarità somatica, cioè il colore chiaro della pelle e dei capelli. Il suo numero fortunato è il 7, il colore il bianco, la pietra il diamante, il metallo il ferro. Oggi, 1 marzo, si celebrano 2 giornate mondiali molto importanti, quella contro la discriminazione e quella del complimento. La prima nasce nel 2014 per sensibilizzare le persone sui problemi dell'AIDS e dell'HIV e per combattere le ingiustizie e le violenze che colpiscono chi ne è affetto. La seconda nasce da un'idea di un olandese, Hans Poortvliet, che con un tweet ha invitato tutti ad essere più gentili e a fare complimenti sinceri a chi incontriamo. Insomma, oggi è un giorno speciale per ricordarci che le parole possono fare la differenza. Oggi festeggiamo il compleanno di una star della musica pop, Justin Bieber. Il cantante canadese compie 30 anni. Ha iniziato la sua carriera nel 2010 con il suo primo album, My World 2.0, che conteneva il successo Baby. Da allora ha pubblicato altri 5 album, tra cui Purpose, che ha lanciato hit come What Do You Mean, Sorry e Love Yourself. Ha vinto numerosi premi, tra cui 2 Grammy Awards, e ha battuto record di vendite, ascolti e visualizzazioni. Compie 69 anni anche il comico Gene Gnocchi, il cui vero nome è Eugenio Ghiozzi, che ha iniziato la sua carriera a Zelig, per poi passare in televisione con programmi come Scherzi a parte, Mai dire gol e Quelli che è il calcio. Ha anche recitato in film e teatro, scritto libri e collaborato con giornali e radio. Ha una grande passione per il calcio che lo ha portato a condurre Gnoc Calcio Show e ha partecipato al Processo del lunedì. Oggi celebriamo anche il compleanno di un grande musicista italiano, Enzo Avitabile, che compie 69 anni. Il sassofonista napoletano ha iniziato a suonare da bambino per poi diplomarsi in flauto al conservatorio. Ha collaborato con artisti come Pino Daniele, Edoardo Bennato, Franco Battiato e Francesco Guccini. Ha vinto 2 Target Enco, un premio Amnesty International e 2 David di Donatello. Il 1 marzo 1983 nasceva lo Swatch, l'orologio che ha rivoluzionato il mercato e la moda negli anni '80. Lo Swatch era l'ultima speranza dell'orologeria svizzera, in crisi per la concorrenza giapponese. Il consulente, Nicolas Hayek, fuse 2 grandi aziende e creò una nuova linea di orologi colorati, originali ed economici. Il successo fu immediato. La prima collezione di 12 pezzi vendette 1 milione di copie in un anno. Oggi è uno dei leader mondiali nel settore degli orologi. Vi piace il cioccolato bianco? Sappiate che non è un vero cioccolato, ma una miscela di burro di cacao, zucchero e latte. Il cioccolato invece contiene pasta di cacao, che dà il colore, il sapore e le proprietà benefiche. Il cioccolato bianco è più dolce e grasso e soprattutto non ha gli stessi effetti positivi. E adesso sentiamo cosa hanno da dirci le stelle attraverso il nostro Marco Amato. Buon marzo ai 12. Oggi il mese si apre con una luna in Scorpione che crea dei poderosi trigoni col segno zodiacale dei pesci. Vediamo cosa succede sulla ruota zodiacale. Ariete, tutte le tensioni planetarie sembrano suggerirvi un moto che vi porta in avanti ed ecco che finalmente riuscirete a trovare un accordo, una soluzione che metta d'accordo le parti e che mendi anche sulle vostre esigenze. Bene, dopo questo lungo lavoro cominciate a pensare ad un weekend un po' più divertente. Toro, la luna oggi è direttamente opposta a Giove, probabilmente qualche spesa o qualcosa che ha a che fare con la casa o col patrimonio saranno
assolutamente da vedere e o rivedere. Consigliatevi anche legalmente su quali sono le procedure ottimali e migliori da utilizzare in questo frangente. Gemelli, una luna oggi che vi offre molti stimoli, anche se i pianeti in pesci vi rallentano un po', vi rendono pensierosi, empatici e con le antenne assolutamente più sensibili del solito. Marte e Venere vi ricordano che è nell'amore che troverete la vostra più grande soddisfazione. Cancro. La giornata di oggi prevede per voi uno splendido inizio weekend, proprio perché Luna e Scorpione, Sole, Saturno, Mercurio e Nettuno in Pesci esaltano tutte le vostre attitudini. Ora potete veramente tutto e se finalmente vi convincerete che le scelte forti che avete fatto al lavoro saranno l'inizio di una nuova svolta, avrete anche tutto il gaudio che vi serve per esternare tutto l'amore di cui siete capaci. Leone, un po' di stanchezza anche perché i pianeti per adesso non sono molto generosi con voi e anche se vi sentite un po' stanchi completerete la settimana lavorativa. Intanto però lo zodiaco suggerisce di occuparvi un po' più della salute e dello stress psicofisico, un po' di massaggi, un po' di decontrazione da tutta questa pressione imperante vi farebbe molto bene. Vergine, giornata assolutamente piena di assist, proprio perché la Luna tesse per voi delle trame molto originali e tutto ciò che sembrava contro potrebbe essere risolto se solo si va incontro a un accordo che media tra le parti. Negli affari economici e immobiliari sarete particolarmente avvantaggiati. Bilancia, la giornata oggi è una giornata piena di emozioni, proprio perché la Luna davanti a voi crea un reticolato decisamente notevole di ambizioni, sentimenti e nuova possibilità di gestione delle cose. Quindi inventatevi il vostro mondo ancora una volta. Scorpione, la Luna oggi è stupefacente nei vostri gradi, forma aspetti con tantissimi pianeti, per cui ci sarà sicuramente l'opposizione di Giove o le quadrature Marte-Venere, ma ci sono anche i trigoni col Sole, Saturno, Mercurio. Con un Nettuno anch'esso dalla vostra parte, sognare e finalmente innamorarvi sereni non sarà affatto difficile, qualcosa che ha a che fare con lontano vi chiama, vi richiama, vi emoziona. Sagittario, la giornata di oggi prevede un po' di tensione proprio perché sono molte le cose da fare e vi sentite un po' confusi sentimentalmente. Seppure l'amore fino adesso è stato un bel gioco, potreste anche optare per battere in ritirata o aspettare le mosse dell'altro. Capricorno, la giornata oggi è decisamente importante proprio perché oggi ricevete assist planetari un po' da tutti. Sole, Saturno e Mercurio sono dalla vostra, tutto quello che avete iniziato oggi sarà assolutamente gaudente, piacevole e fortunato. La Luna inoltre prepara i single a degli incontri assolutamente magici. Chi è in coppia vivrà delle atmosfere fantastiche nell'intimità di casa propria. Acquario, voi che proprio non ne volete sapere di rimanere a casa, ma che per adesso non sopportate molto gli altri, Marte e Venere però vi addolciscono e forse l'esatto compromesso è concentrarsi su una storia a due, una storia che vi dà soddisfazione, stimolo, ma anche e soprattutto che vi porta in un bel gioco a cui vi eravate disabituati. Pesci, giornata oggi decisamente super fortunata, la Luna oggi porta delle belle notizie e anche i rapporti tra Sole, Saturno, Mercurio e Giove vi portano anche una fortuna economica. Lavorativamente c'è la possibilità di assestare meglio dei patti o dei contratti, ma provate a pensare di acquistare qualcosa di grosso, di importante, perché per adesso siete molto fortunati nell'immobiliare. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 1 marzo 1961 nascevano le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica che ci fa emozionare con le sue evoluzioni nei cieli. Sono l'orgoglio dell'aeronautica, che ha una lunga tradizione acrobatica dagli anni 30.
Nel 1961 si decise di creare una sola pattuglia ufficiale con i migliori piloti per il centenario dell'Unità d'Italia. La loro sede è a Rivolto, in provincia di Udine. Hanno cambiato i loro aerei nel tempo, passando da quelli americani a quelli italiani, modificati per essere più leggeri e per sprigionare il loro caratteristico fumo colorato. Vi sveliamo l'origine di una parola che usiamo spesso nel calcio, il mister. Così chiamiamo l'allenatore o il direttore tecnico di una squadra. Ma da dove viene questo termine? Tutto iniziò nel 1912, quando il Genoa ingaggiò un allenatore inglese, William Gerbatt. Gerbatt fu un innovatore, un vincente, e i suoi giocatori lo chiamavano mister, come si faceva chiamare in Inghilterra. Questa usanza si diffuse in tutto il calcio italiano e ancora oggi la usiamo, anche se il mister è di un'altra nazionalità. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi raccontiamo la vita di un artista geniale e tormentato, Oskar Kokocza, pittore, scrittore e drammaturgo austriaco. La sua arte era selvaggia e provocatoria e non piaceva alla critica. Si trasferì a Berlino, dove conobbe l'amore e il dolore. Si innamorò di Alma Mahler, la vedova del famoso compositore Gustav Mahler. Lei era una donna bellissima e talentuosa, ma anche volubile e infedele. Kokocza la dipinse in molti quadri, ma Alma lo lasciò e lui ne soffrì molto. Arrivò a farsi costruire una bambola che somigliava a lei in tutto e per tutto e la portò con sé in giro per le città. Un giorno, però, in un impeto di follia, distrusse la bambola e la gettò nel giardino. La gente pensò che fosse un cadavere e chiamò la polizia. Fu un episodio scandaloso che fece parlare di Kokocza come di un matto. Ci salutiamo con la frase del giorno. La gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. Grazie per avermi fatto compagnia anche oggi. Io vi aspetto domani, qui non mi muovo, per raccontarvi altre curiosità e consigli grazie al nostro almanacco.